Siamo al Giardino di San Michele, vicino alla Polizia di Stato e al Commissariato di Chioggia, con la professoressa Cristina Papalardo, docente Buongiorno. di inglese e di francese nei licei della provincia di Venezia, ma soprattutto oggi in questa veste di scrittrice. La professoressa infatti ha pubblicato un volume, un romanzo, una storia, una fiction per i tipi dell'editrice Leggio. Il titolo, come potete leggere, è Tra Catana e Fossa Clodia, storia di un amore impossibile, ove Catana è Catania e Fossa Clodia naturalmente Chioggia. Non diremo perché l'amore è impossibile tra le due città e anche tra qualche persona, però chiediamo alla professoressa come è venuta in contatto con la realtà di Chioggia e cosa l'ha ispirata talmente tanto da volerla pubblicare in una storia. Sì, buongiorno a tutti. Insegno da circa 15 anni e per la prima volta da un paio d'anni sono venuta a contatto con la vostra bellissima città. Me ne sono praticamente innamorata proprio per il contatto umano tra le persone, la bellezza stessa del paesaggio, la monumentalità stessa e anche la buona cucina. Quindi una volta fatto un giro all'interno del centro cittadino, mi è venuta proprio l'ispirazione di ambientare qui una delle storie, credo, più interessanti a sfondo storico intimistico che siano mai state scritte. Questa è tanta ambizione, ma posso garantire leggendola, insomma, che è abbastanza confermata. Chiedo anche, è un periodo che racconti di Chioggia, soprattutto nel primo dopoguerra, un periodo in cui la città non se la passava benissimo. Leggo per esempio un estratto, insomma, parla di ospedali che sì offrivano un buon servizio, ma erano affollati e carenti di farmaci. Si ricorda un po' anche le vicende di oggi e di macchinari per le visite di controllo. C'era la tubercolosi, la malaria che non erano state sconfitte, i profughi e i rimpatriati, le vedove di guerra, gli invalidi dispersi, i bambini piccoli affidati agli istituti come l'ECA. Come sei entrata in contatto con questa realtà? Penso ti sia documentata in qualche volume bibliografico oppure racconti orali. Mi sono documentata per circa 2 anni, è stato un lavoro piuttosto poderoso, mi sono iscritta presso la vostra biblioteca comunale e ho cominciato a fare delle ricerche attraverso dei volumi proprio storici dell'epoca, dal 47 in poi, e quindi sono entrata proprio nei particolari, nei dettagli, non soltanto per quanto riguarda la costruzione e l'architettura, ma anche dettagli proprio storici, eventi storici realmente accaduti. Tra l'altro non voleva essere prima falsa modestia quando parlavo di uno dei volumi forse più avvincenti mai scritti, perché oltre al vero e proprio plot, cioè alla trama, sono unite a prosa anche alcune poesie che sono state scritte da autori, diciamo, di Chioggia. Il piano di dettagli veri, nel senso addirittura fai riferimento a una casa che è anche qui poco distante in Calle Cipolla, anche per questo siamo venuti qua, ovviamente non rivediamo niente della trama, dicendo anche quando è stata costruita, come è stata restaurata, sono cose che tanti a Chioggia per esempio non sanno e ci fa un po' anche piacere che da fuori venga rimarcata una cosa del genere, no? Sì, infatti Calle Cipolla è stato proprio il luogo dove è sorta l'ispirazione, proprio perché è una calle molto piccola, molto coccola, molto tradizionale, ed è lì proprio che volevo che si svolgesse questa storia di tradizione, di gente di mare, di pescatori, di uomini e donne che si Tra incontrano. l'altro molto bella sia Calle Cipolla che la vicina Calle San Martino, perché chi abita a Chioggia lo sa, fa una curva e poi si affaccia esattamente in questo giardino, quindi bene o male centriamo qualcosa qui. Dicevi giustamente gente di mare che si incontra, anche lì senza voler rivelare niente, quanto c'è di, non dico di autobiografico, ma di biografico, di storie realmente accadute e conosciute in quello che hai scritto tra Catania e Chioggia? C'è tanto, nel senso che i punti in comune e i paragoni, diciamo, fra le due genti di mare sono evidenti. La forza, la voglia di rialzarsi dopo un periodo proprio di guerra, la carestia, la fame che si provava proprio in quel momento accomunavano e delle volte anche accomunano anche ai giorni d'oggi a causa della recente pandemia, Certo. appunto, le nostre due città di mare. Sì, c'è tanto di autobiografico, nel senso che la protagonista è il nome della mia bisnonna, ed è stato proprio per alcune parti del romanzo mio nonno Gaetano, che saluto, ad aver ceduto delle foto proprio dell'epoca che si trovano all'interno di questo romanzo e ad avermi raccontato alcuni aneddoti di Catania del tempo che sono, credo, molto significativi, molto carini anche da raccontare. Oltre alle foto personali e familiari ci sono anche delle foto d'epoca
Luca di Chioggia, concesse dall'editore stesso che è appunto il Leggio. E ovviamente non c'è solo la parte di povertà, di miseria, di tristezza, ma ci sono tanti momenti belli, quelli dell'amore, che poi non andremo naturalmente a specificare. C'è solo un particolare, insomma, che per noi fa anche tenerezza, quando dice: mi stendevo dentro la barca e mi coprivo con una coperta per non farmi riconoscere in canale San Domenico, in canale Lombardo. Probabilmente è capitato anche a qualcuno degli spettatori, delle spettatrici soprattutto. Io vedo oggi soprattutto una tendenza tra tanti autoeditori, ma anche editori pubblicati da terzi, a pubblicare storie diciamo del genere, ambientate in periodi non troppo lontani ma comunque non attuali, che mettono assieme autofiction, non fiction, quindi storie familiari e storie realmente accadute. Pensi di essere dentro anche questo filone? Beh, spero di poter raccontare qualcosa che soprattutto ragazzi, adolescenti, ma anche adulti possano leggere. Sono un'autrice emergente, non ho sempre scritto di prosa, questa è la mia prima. Qui è un altro volume dove hai tradotto delle poesie. Sì, questo volume si chiama Eclipse de Lune, è una raccolta di poesie. Queste poesie sono state scritte da Franco Fabris, che è un poeta emergente di Chioggia appunto, e io ho tradotto in lingua francese. È stata la mia prima esperienza di scrittura. Attraverso gli esperimenti in poesia e in prosa vorrei tanto che questi volumi venissero adottati da scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, proprio per incentivare il piacere della lettura nei nostri ragazzi e per valorizzare il territorio veneto. Mi dicevi che a Mestre una cosa del genere sta già succedendo proprio con i tuoi volumi, nelle scuole di Mestre. Sì, esattamente, sto procedendo per un'adozione all'interno delle scuole dove appunto ho lavorato, licei o istituti tecnici di relazioni internazionali, e vorrei anche attivare una seconda collaborazione, perché già ve n'è una, con un altro volume che si chiama Incroci Diversi. È un incrocio appunto, una collaborazione fra studenti e docenti e anche illustratori, una raccolta anche lì di poesie nate proprio dopo un corso di scrittura creativa che vorrei proporre anche qui a qualche dirigente del loco. Intanto noi ci facciamo da tramite come Chioggia Azzurra per i dirigenti scolastici, per l'amministrazione comunale, per tutti coloro che fossero interessati ai corsi di scrittura creativa della professoressa Papalardo. Ultimo inciso, visto che si parla di Chioggia e delle sue abitudini, che posso dire non sono così cambiate nel tempo, ti chiedo l'opinione che hai avuto quando hai scritto una cosa del tipo: quando chiudo gli occhi mi fermo a pensare ancora oggi a quanto fosse diversa una vita a Chioggia per chi proveniva dalla Sicilia. Una vita, si pensava, tutta frenetica, proiettatesca e individualista, e rimpiango la mia terra e mi ripeto che sarebbe stato meglio morire di fame lì che non vivere per niente, con enormi delusioni che alla fine mi avrebbero portato a compiere scelte drastiche prive di ogni ragione umana. Altrove definiti chioggiati nel libro, quelli del 47, freddi e apatici. Per come li hai conosciuti e per come hai conosciuto la città, hai mantenuto questo giudizio? Allora, assolutamente no, naturalmente lì parla una protagonista che è adolescente in un periodo storico molto particolare, cioè il 47. Invece posso proprio dire senza, come dire, senza nessun freno che io mi sono proprio innamorata della vostra città e anche di chi ci vive, quindi non vedo l'ora di poter sperimentare un qualcosa di creativo a livello di scrittura traduttiva, o chi lo sa, anche a livello di cortometraggio, di rappresentazione teatrale con le persone del posto. Ecco, allora noi ti auguriamo tutto questo. Invitiamo i lettori, gli spettatori di Chioggia Azzurra a munirsi di Tra Catana e Fossa Clodia, storia di un amore impossibile, l'autrice Cristina Pappalardo, l'editrice Leggio, quindi il libro lo trovate e al Leggio in Viale Padova Sottomarina. Grazie ancora per la tua presenza oggi qui a Chioggia. Grazie, arrivederci.